Grosseto Empoli 2-1, giocato come detto ieri sera. Albino Leffe Padova 2-1, Ascoli Portogruaro 1-0, a Cittadella Vicenza Cittadella 1-0, Livorno Novara 1-0, Regina Atalanta 0-0, Sassuolo Crotone 2-0, a Siena Piacenza Siena 3-2, Torino Pescara 3-1, Triestina Modena 2-2, Varese Frosinone è il posticipo di lunedì sera. La classifica per cui vede l'Atalanta solo al comando con 52 punti, Novara 51, Siena 49, Varese 43, Regina 39, Livorno, Torino, Vicenza 38, Empoli 36, Pescara e Padova 35, Grosseto e Albino Leffe 34, Sassuolo, Piacenza, Modena 31, Crotone 30, Cittadella e Portogruaro 28, Ascoli e Triestina 27, Frosinone 24. Cittadella che non vince dal 4 dicembre, Vicenza a piccoli passi verso la zona play-off, ma il primo tempo del derby scorre via praticamente senza emozioni. Nel Cittadella si fa vedere Di Roberto da sinistra verso il centro, il tiro con il destro di poco a lato. Risponde Morosini da lontano, conclusione a mezza altezza fuori. Dall'altra parte il triangolo, Job Nassi, l'attaccante mette in mezzo ma Schiavi libera. Meglio la ripresa, una punizione di Dallabona bloccata in due tempi dal portiere del Vicenza. All'11° Cittadella in gol, angolo da sinistra, colpo di testa di Nassi, traversa piena, il pallone rimbalza in campo, arriva Melucci e mette dentro, l'arbitro sembra convalidare, poi però annulla, probabilmente vede un fallo di Melucci sul portiere avversario. Lunghe, molto lunghe le proteste del Cittadella e subito dopo arriva il gol partita del Vicenza. Gavazzi, bravo Villanova sulla girata di Cellini, il più rapido però è Botta che mette dentro. Vicenza in vantaggio alla prima vera occasione. La reazione del Cittadella, Job in mezzo per Perna, palla a lato. Poi l'angolo di Dallabona, Russo si salva e protesta ancora il Cittadella, Perna lanciato finisce a terra a contatto con Gianni, l'arbitro fa proseguire. L'ultima opportunità per Gabbiadini, il colpo di testa da ottima posizione, facile però la parata di Russo. 3 punti che fanno volare il Vicenza, mentre il Cittadella è davvero in un periodo nero e oggi non è stato nemmeno fortunato. Il migliore in campo il vicentino Botta. Ricordo il risultato: a Cittadella Vicenza batte Cittadella 1-0. Linea allo studio.